Desiree, Qua è che così. più bella non ce n'è. Mamma mia, grazie. C'è una allora. gattina che si chiama Desiree, la chiamo per questo. Mettiti più vicino a me, non ti preoccupare, così non possono montare, stai tranquillo. Allora, Desiree, ti devi indovinare che è la Allora, puntata dai. di oggi. Il gioco, quello con le racchette, come si chiama? Pasta fresca questa No, quello è. con le racchette come si chiama? Tennis. Tennis, abbiamo il grande Sinner, noi, è giusto. E ora questa nuova invenzione che hanno fatto... Ping pong. No, un'altra. Padel. Padel. Oggi facciamo tutto in... Padel. Padel, che sarebbe la padella. La Facciamo padella. tutto in padella. Bene, quindi. E facciamo una bella... piadina però fatta in un certo modo, ti faccio vedere come. Poi faremo gli scialatielle napoletani. Scialatielle. Lo scialatiello, vedete qui c'è l'impasto finale dello scialatiello, che è una pasta. Quindi, però vedi, c'era la pasta. la qualcosa- particolarità sai qual è? Qual è? Che è fatta con farina, uovo, latte e basilico. Basilico. E questo pecorino verde. romano. E Pecorino perciò romano. già mangiarli da soli, così bolliti con l'olio, sono buonissimi. Ma noi li facciamo del contadino. Quindi una pasta, Vabbè. diciamo, un impasto particolare, diciamo. Esattamente. E poi faremo una schiacciata, una focaccia di patate con quelle patate lì. Bene, con quelle Ma patate. lo sai che faremo? Bollite già No, quelle, no? sì, ma sono bollite, lo faremo tutto con la buccia. Ah, E lo faremo in guarda, padella sono e ti curiosa. faccio vedere. Quindi sono tutti piatti così Allora, espressi, cominciamo con la diciamo? piadina. Non faccio vedere gli impasti perché ormai li abbiamo visti La più so, fammelo volte. dire a me. Dilla tu, dai. Com'era? 100 di acqua e 100 di farina? Niente, non si dice. Giusto? Non si dice. 100 di acqua e 100 di Allora farina. facciamo giusto? così, no, facciamo così. Mettiamo mezzo chilo di farina, andiamoci così. guarda, Mezzo che chilo bello. di farina. Mezzo chilo di farina. Mezzo Poi litro di mettiamo... acqua. Aspetta, no, non va, non idrata al 100%, No. ti viene suave, così, no? Diciamo un 350 Quella con di l'uovo, acqua. era un uovo? Non c'è No. neanche l'uovo, No. tutte le stai indovinando. Com'era? E poi c'è, mettiamo su mezzo chilo 10 grammi di sale, niente lievito, mettiamo 2-3 pizzichi di bicarbonato. Sì. Capito? E facciamo una cosa che ci stavamo dimenticando, la cosa più importante. Scaldiamo la padella. Mettere la padella di qua. Allora, quindi dai, Ok. spiegami, dimmi gli ingredienti per fare Allora, questa. farina, acqua, bicarbonato e olio di semi. Allora, la ricetta originale è strutto. Però evitiamolo questo Più ingrassamento leggero, animale, sì, andiamo sì. più leggero, è Dai, giusto? andiamo Tanto con lo- i semi, olio di semi. E allora facciamo così, guarda, là. Che e là. bisogno? Questa, la farina di semola. Cominciamo. Quindi questo è l'impasto della piadina, Per abbiamo la detto, piadina, giusto? sì, facciamo così, Ok. guarda. Lo dividiamo in due, questo di qua, lo riccapotticoliamo di nuovo, così, Poi due palline. due palline, e facciamo una piadina, diciamo, ben stesa, guarda, il mattarello, e stendiamo la piadina, così. Poi giriamo così, la farina ci aiuta a far sì che prendiamo questi due bordi e li uniamo così. Così abbiamo una certa rotonditamente, vedi? E la facciamo rotonda. Sì, stendiamo. Oppure le tipo comprate qua. le piadine, quelle là che ci sono nelle buste a tre. Esatto. Al Facciamo supermercato. il programma e lei le compra nelle Di tutti i buste. tipi, integrale. Sì, Semplice. integrale 4x4. Però fate una cosa, comprando Pacchi da questi 3. prodotti, Quindi se siete tipo, no, io ne compro due. andate a vedere gli ingredienti che ci sono in questi prodotti. Oppure, Qui siamo naturale, farina nostra siciliana di Rimacino, non è la stessa capito? cosa. Non è la stessa cosa. No, giusto. Hai detto che non è la stessa No, cosa. Però, dico, Guarda. io ve lo dico. Ora ti faccio vedere, io questa qui te la faccio come la faceva la nonna di un mio amico di Reggio Emilia, capito? Essendo che era... Ah, perché è piadina romagnola, Certo, la giusto? piadina sì. Piadina romagnola, ora se ne è accorta che la piadina è romagnola. Quindi Reggio Emilia, va bene. Reggio Emilia, giriamo così, cominciamo a dare una forma rotonda, vedi? Bravo, bravissimo. Se vuoi la faccio io quella, Sì. No, ma non lo facciamo quella, l'abbiamo No. fatto vedere. Ah, chiaramente gli ingredienti poi li troverete scritti dalla fine puntata. È Certo. venuto così, non lo so perché l'ho detto. Giusto, giusto. A fine puntata ci sono gli Gli ingredienti. ingredienti tutti scritti, così non potessimo sbagliare. Esatto. Quindi questo è Potessimo, l'impasto. voce del verbo? Potere. Potessere. Potessere. Ecco qua, vedi, abbiamo più o meno Bene. aperto questa piazza. Bravissimo. E ora Sembra ti quella faccio vedere comprata, che cosa guarda. facciamo. Guarda cosa facciamo. Allora, prendi quel macinato di maiale. Macinato di maiale. Me lo Bene. prendi l'olio? Qui già è un poco caldo.
poco di olio così, guarda. Sì. Andiamo a passare quest'olio in tutta la piada, così. L'allarghiamo un altro poco, vedi? Prendiamo questo macinato di maiale e facciamo così. E lo metti là. Guarda che facciamo. Guarda, guarda, guarda. Così, con la piadina ancora cruda? Yes, Quindi fai una specie di pizza. diciamo. Mm. Solo che te la vado a cucinare. Questo mio amico si chiama Luca, è di Reggio Emilia, e la nonna, che vi giuro aveva più di 85 anni, era una maestra della cucina, veramente. Ecco qua, la spizzicatina di olio qui, così. Bene, quindi piadina, ho Guarda, visto l'hai stirata bella guarda. sottile, eh? Ah, la metti al contrario. Capito? Vedi? E andiamo con questa cottura così, Bene. capito? Bene. Questo Quindi- lo possiamo qua, questo lo possiamo mettere lì. A questo punto lei si cuoce e noi andiamo a prendere Che prepariamo? il prosciutto che è qui Sì? e ci andiamo ad affettare un poco di Continua. Fontaine. Faccio io. Sì, fai tu che io mi asciugo le mani. Vai. Come li vuoi fatti questi pezzi? No, no, slide. Slide. No, Com'è che buono? ne so. Slide. Scusi, ci sono i coltelli adatti, no? Regia, qualcosa può accadere, per Il favore, formaggio preferito questo. affinché l'ho io detto cambio partner, va bene? Posso cambiare partner, regia? Ecco. Slide. qua. Può cambiare partner? Cioè, ma allora, scusate, Per me io va bene. chiedo venia a tutti voi che siete così, ma io me la devo sopportare così, veramente. Buona la guardate. fontina, eh? Io non ce la faccio più. Cioè, Neanche quindi ho tagliata la cominciato, fontina già. slide. Slide, giriamo questo. Oppure Così. a fette. Sto mangiando. Dammi. La dite vero, signori? Signori, Ah, questo è un piatto interessantissimo, ragazzi. Come si chiama? Piadina tritata. a slide. Che poi voi non lo sapete, ma dietro le camere c'è il direttore di produzione Troppo qua, buono. capito? Che è peggio di lei, che mi dice le cose, la insollentia a lei per fare queste cose e lei mangia e io taglio e Dai, basta, fa un altro po' di slide. basta. Fai un altro po' di slide. È cretina. Questo guarda che facciamo. Allora. Aspettiamo che si cucina, Oh, ci siamo ti ho quasi. chiesto come si chiama questo piatto? Allora, questa è la piada rivoltata. Rivoltata. In padella. Allora ti faccio Semplicemente vedere. perché l'abbiamo rivoltata. No. Ho messo il tritato e l'hai rivoltata. Quindi Se ha un io non mi senso. spiego, la fontina finisce. Nel frattempo parliamo anche degli scialatielli, Ah, così ok. prendiamo tempo. Sì. Lo scialatiello dicevo che è una pasta Sì. fatta con farina, uova, latte, basilico e pecorino. Quindi già saporita di per sé, diciamo. Farina. Ripeti. Farina. Ripeti. Latte, Basilico. Uova. Quanti sono? Dimmi quanti sono. Quanti sono? veramente, Quanti sono? lo posso dire, è lo spoetizzo dell'umanità questa donna. Farina. E allora andiamo a tagliare, guarda come si tagliano, guarda. Farina. Guarda gli Farina c'è scialatelli. sicuro. Guarda gli Fammi scialatelli. tagliare a me, dai. Fammi Però fare questo- qualcosa, no, poi dici che non faccio niente. Non mi sbagliare la misura, per favore. Per favore, ti prego. Li hai fatti tutti sbagliati. Tu Sì, non hai sì, sbagliato. esatto. Ci siamo quasi. Ti posso bloccare il taglio degli scialatielli? Perché? Perché devo fare una cosa. Sono concentrata. Scusa. Guarda, Daisy, prendiamo la piadina, guarda, Sì. e facciamo così. Prendiamo, dammi il coltello un attimo e facciamo così, guarda. Guarda attentamente. Fai delle Daisy. fette? No, No. non faccio delle fette. Ok. Ora facciamo così, guarda. Una. Qui mettiamo la fontana. Quindi mezza con la fontina e mezza no? Eh? Mamma mia, ma che cos'è? È una cosa pazzesca questa. Questa così. Le pochette. Questa così.
E voilà. Abbiamo fatto una cosa leccorniosa da morire. Mamma mia, buonissima. E mo qua. C'è la puntina dentro che si scioglie. Ora ti faccio vedere. Metti la puntina qui sopra. Tutta te l'hai mangiata! Oh, no. Yes. Prendi un piatto rotondo. Pronta? Prendi un piatto rotondo. Sa fumo perché c'era l'olietto. E voilà. E questo è il primo piatto e lo mettiamo là. Piadina rivoltata con slide. E poi cosa? Vabbè, piadina rivoltata con slide. Questa è la piadina rivoltata con slide Numero di uno, fontina. ragazzi, guarda, la metto così in maniera che i nostri cameraman me la possano inquadrare. Diciamo che com'è stratificata. sai che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato la piadina su stile americano, perché Certo, gli americani è vero, hanno questa mania bravo. delle cose Vero, gigantesche, va bene? Un hamburger pazzesco. Ora pensiamo agli Stiamo scialatielli. facendo questi, posso continuare? Sì, devi continuare. Nel frattempo spostati, attenta alle mani. Io Dai. prendo la padella e guarda che cosa faccio. Accendo i pomodorini, che sono rigorosamente Sporchi. porchi, brava, l'hai detto. Così? Tutta la striscia devo fare? Sì, sì, sì. Guardate che invadente, non mi posso Ma muovere. io sono mancina, non mi viene bene. Mancina. Una cucina smontata. Così mi viene Perché meglio, faccio guarda. le cose con questa donna io? Perché? Te l'ho detto, sono mancina, mi viene male. Non Tu lo sai facevi che siamo più ferrito di intelligenti? cognome? Chi? I mancini. E che non sapete non avete a picchiare. Facciamo una cosa, tu Dimmi. taglia, ma intanto andiamo in pubblicità. Dai, non mi fare sconcentrare. Consigli per i consigli, per i non consigli. mancate perché vi aspettiamo. Non La posso padella guardare. vi aspetta. Oggi tutto in padelle. Vabbè. Ora, salve a tutti. A questo pomodoro dobbiamo aggiungere il basilico. Ti faccio vedere una cosa che non l'hai vista mai. Dai, fammi Non l'hai vedere. fatto mai. Ah, lo schiacci. E perché? Lo schiaccio e poi lo taglio perché gli faccio uscire proprio. Vedi, sai che si è sprigionato un Oh, profumo sentito? di basilico Hai così. sentito? Tutto un profumo di basilico che è arrivato fino a là, mi dicono. Bene, quindi. Vabbè. L'abbiamo messo qua. Senti, i Due pomodorini. capperetti. Due capperetti. Li andiamo a Questi mettere già così. dissalati abbiamo detto, giusto? Sì, di salà, certo. Guarda qua. Che facciamo? Saltiamo? Sale gliel'abbiamo messo. Una piccola boule. Dice, a che ti serve Dai. la boule? Mi serve anche la marisa. E qua E la marisa? facciamo salire di fiamma, guarda. Fallo salire. Guarda. Fallo salire. Dopo che sale di fiamma, senti questo odore dei capperi. Meraviglioso, guarda. E questo pomodorino rimarrà al dente, non sarà qua, come a lei, ma sarà al Che dente. vuol dire? Perché come sono io? Lascia Ma che vuol dire? lascia Qua? stare, lascia stare. Vabbè. Lascia fare, lascia. Bene, quindi allora. abbiamo Signori, fatto mi dovete questo- credere, non sentite No, l'odore. guarda, veramente profumo pazzesco. Come si chiamava la puntata? Dimmelo. Pa? Pasta e pizza? No. Non c'è allora. Padella, in padella. Ah, in padella. Facciamo tutto in padella. Tutto in padella. E non mi smentisco, perché non la faccio qui la pasta. L'ho usato per scaldare l'acqua, ma la metto qua e sfrutto anche gli aromi Quindi che tutto sono quello rimasti. che è rimasto qui. Sì, Pazzesco, il fondo che guarda. è rimasto. Vedi? Vedi? Il fondo che è rimasto. Già mi sta bollendo. Prendiamo. Prendo io? Sì. Tutti quanti così? Sì, non quelli- li- Ma però sono attaccati perché alcuni. non le tagliate me. No, Non le tagliate. l'hai tagliati tu quelli. non è vero. No. Vabbè, io li stacco, Staccali, certo. Staccali. Mm. Puoi ricordare gli ingredienti di questi? Dai, ripetili. Ora Desiree ci dirà quali sono gli ingredienti per fare gli scialatelli. Farina, Farina, uova, uova, latte, latte,
sale, Sì, ma c'è basilico. qualcuno che suggerisce. Basta, erano 5, C'è basta. qualcuno che suggerisce. Erano questi, Anica, erano diglielo 5. che non devono suggerire. Anica, ragazzi, diglielo che non Anica, devono la suggerire. telecamera. Ma Ah, no. vabbè. Aspetta che non finisce qua. Quindi, Ne vogliamo assaggiare uno, vediamo ma sì, com'è. dai, Dai, prendi la assaggiamolo. pinza, Mi sembra giusto. prendine uno. O scialatiello. Uno. Attaccato. Non è attaccato, mi dice che è attaccato, ne prende uno. Dai. Non abbiamo messo il sale nell'acqua, vero? È saporito, però un po' di sale lo puoi Vabbè, mettere perché secondo lo me. scialatello è saporito. Però un po' di sale glielo dobbiamo mettere. Sai, è pronto secondo me. Sì, certo, lo sapevo. Mi versi quella qua? Questa di nuovo qua. Yeah? Quindi tutto in Aspetta, padella, solo aspetta che padella. c'è. Buono, così non sporcate niente, C'è. solo una padella. Giusto? Anche Sì, questo. noi per questione di tempo abbiamo messo l'acqua là, però Saltatina in padella finale. sì, vedi? Ti piace? Mi Stai piace. sentendo? Sì, Dobbiamo farlo salire sempre un pochino e poi impiattiamo. fallo salire. Aspetta. Il profumo. A casa lo sentite? Penso di sì, dai. Dai. Ok? Prendiamo un piatto? Aspetta, mi occorre una cosa, un mestolo me lo dai? Un mestolo? Un mestolo, sì. Sì, subitissimo. Tieni. Un mestolo, sai che mi picchio? Quello dell'esercito mi ha preso. Ah, l'acqua di cottura. Fino, sì. L'acqua di cottura ci vuole... Ci vuole Io la sempre. metto ovunque ormai l'acqua di cottura. Sì, tanto tu fai solo l'acqua e gira solo l'acqua e poi fa acqua di cottura. Cerco di recuperare piatti con l'acqua di Sì, con cottura. l'acqua di cottura. mi Mettiamo un po' scusi. di acqua di cottura, vediamo cosa succede. Quando li vedo un po', diciamo, Ecco qua, questo lo mettiamo troppo qui. fritti. Allora Mi abbiamo appoggiare, che fatto sono stanca. una piada in stile americano, va bene, rivoltata. Buonissima, secondo Poi me. abbiamo fatto gli scialatielli napoletani, abbiamo fatto lo scialatiello che si fa con di migli, Farina, latte, basilico, sale, uova uova e pecorino. e pecorino. Ecco qua. E la salva? A te? Sì. Aspetta. Poseresti questa? Ma Grazie. certo. Grazie. Anche questo posso dirti è un va. piatto espresso alla fine, no? Assolutamente Abbastanza sì. veloce. Ecco qua, e abbiamo Questo fatto è un altro pronto. piatto, vedi? Adesso passiamo al terzo piatto. Che cos'è? Facciamo una schiacciata di patate. Schiacciata di patata. Allora, Ma abbiamo detto che schiacciata sul abbiamo vero senso della parola. le patate con tutta la buccia Sì, bollite. sì, schiacciata sul vero senso della parola. Mi dai l'olio d'olivo? L'olio d'olivo, così. Quindi questa cos'è? Mi dai le penselle? Tipo una casseruola. Una padella, le pennelle. Chi vuoi? Le pennelle. Daniela, siccome io so che tu mi stai sentendo, Daniela, vogliamo prendere provvedimenti. Lucrezia, se Daniela dovesse dimenticarlo, Troppo glielo brave, ricordi lo per giuro. favore? Grazie. Troppo brave, dai, non Sì, sei all'altezza. Sì, Troppo. lo so che sono all'altezza, 1,65 m. Allora, quindi, che Abbiamo stai messo facendo? Stai facendo dell'olio. una schiacciata di patate, padella, Sì. olio, farina. grattato. No, pangrattato. Farina. Una, due, Farina è la prima. tre. E qui Pangrattato. nella padella abbiamo messo uova, latte, No, non fare basilico. confondere. No. Allora, stai facendo una torta di patate, quindi, Zio. praticamente, giusto? Io non posso più. Ma chi è lo zio? Mio zio Gianni. Lui è mio zio Gianni. Che non lo so Ma chi è? Mio zio Gianni. È un po' brutto. Un'anima. È un po' brutto. Lo sai la zio particolarità Gianni? di mio zio Gianni qual Vorrei era? offendere. Qual è? Che quando parlava mio zio Gianni parlava come sui piccerini, buoni,
Ma via, no? Aveva questa Te inflessione lo così giuro. all'insù. Te lo giuro, dammi il pennello Ma all'olio. tieni questo L'olio, pennello, l'olio, tieni. l'olio, l'olio. L'olio, tieni. L'olio, guarda, Cioè, poi guarda, sono guarda. qui, li può prendere lui, dammi, Guarda, dammi. guarda, guarda, guarda. Allora, Così, va bene, guarda, quindi guarda, spennelliamo guarda. le patate. Guarda, 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 guarda. E le schiacci Guarda, guarda, proprio? guarda. Mamma mia, vediamo. Come ti ho detto che si chiama? Schiacciata. Le patate. E che stiamo facendo? Stiamo Schiacciando le facendo patate. Brava. Le stiamo schiacciando. Abbiamo riempito la teglia. La riempiamo così. E poi questa la cuciniamo in padella, ma ha bisogno di andare a casa di sua zia, capito? La schiacciata deve andare a casa di sua zia, dove Fare che? deve andare da suo cugino. L'ultimo passaggio lo fa al forno, dalla padella al... La smetti, dai. Fammi schiacciare una patata, vediamo, fammi schiaccia. provare così. Ora se la porta sopra, tutte sopra se le porta, ora guarda, hai visto? L'olio Vabbè. ci devi mettere. Ok, con tutta la buccia abbiamo creato questa situazione qui. Così, guarda, questo lo mettiamo qua. 2 uova. Grazie. Grazie. Forchetta. Grazie. Ferma. Ferma. Me lo metti un po' di sale, per favore? Qui, a condire? No, su di me. Su di me. Ciao Gianni, che ti devo dire? Ciao Gianni, pensaci tu. Gianni, Guarda che schifiato. sei scemo. È così. No, gli occhi all'insuzio, Gianni, per schifiato. vuole vedere. È schifiato, zio Gianni. Vabbè, Andiamo a allora, versare quest'uovo quindi qui. versiamo l'uovo, Così, e lo giusto? spennelliamo E lo così. spennelliamo. Questa dalla a me. Lo spennelliamo così. Vito? Dopo che abbiamo fatto questo lavoro, Sì. andiamo a mettere il prosciutto. Sì. Sì. Così poi il prosciutto si ritirerà, lo facciamo a pezzetti così che è meglio. Così non abbiamo difficoltà nel porzionamento. Mi prendi per favore quella caciotta, ma la taglio io. No, no, l'altra, quella... Questa? Beh, senti, prende il Questa. piatto. Questa vuoi? Sì, ferma, 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 non la tagliare, non ti devi spostare, ti taglio. Questo com'è questo taglio? Dici un po'. Come la Questo stai taglio. tagliando? Mezzaluna. Ah, ok. Ok, È ferma. una slide pure questa? Ferma. No, 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 ferma davvero. Vabbè, allora. Ok. 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 E ok. 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 Sì. Un pochino di olio. Mandiamo avanti il fuoco Sì? e lo andiamo a cucinare. Appena sentiamo che la mollica sotto sia un pochino brostolite, Come lo senti? dall'odore, non è che Ah. parla la mollica, Molto cioè la bene. mollica si brucia e ci fa Sono pronta. ciao Gianni. E io picchi sta croce a me, zio Gianni, perché? Non ti guarda lo zio. No, è come dire. Benissimo, adesso facciamo una Allora, cosa. quindi, dopodiché che fa? Appena ci vuole quel abbondanti 20 minuti e mezzo, 20 minuti e 40, la passiamo un attimino in forno perché deve andare a crostaficare. Bene. Va bene? Ok, nel frattempo che Nel facciamo? frattempo noi facciamo una cosa, diamo una sistemata. Diamo una sistemata, dai. Va bene, così lei cuoce, noi la mettiamo Dai. e la troverete già in forno. Io ve vado lo a fare una giuro. telefonata, tu Va vai a bene, voi la troverete in sistemare. forno. Stiamo arrivando. Ah, guarda come te l'ho fatto Bravissimo, diventare. bravissimo, Desire, certo. posi per favore. È Grazie. giusto. Avanti. Fatto diventare uno splendore, pare nuovo. A questo punto vado a prendere il il terzo nostro piatto, schiacciata dai. di patate. La schiacciata di patate. Vero schiacciata, perché l'abbiamo È schiacciata schiacciata nel completamente. vero senso della parola, non è la tipica schiacciata siciliana, diciamo, no? Allora, io ritengo una cosa. Mamma mia, che Questo spettacolo. piatto
Lo sai che cos'è? Che La cos'è? mamma dice, ma stasera che cosa cucino? Certo, pochi Pulisco 4 ingredienti. patate, bollì, perciò fanno da solo. Le Pochissimi schiaccio con tutta la ingredienti. buccia, gli metto gli Ma perché non ingredienti. mi vengono a me queste Mi dà cose? così. Perché? Va bene. Non mi vengono queste idee. E perché non ti vengono queste Ti idee? vengono Perché queste se no idee, saresti al ragazzi. mio posto, giusto? Hai ragione, Hai ragione. Mi piace vero. quando fa la dizione. hai Hai ragione. ragione. Mi sono bruciato. Così ti sta Allora, bene. facciamo Dai, che questi mangiamo? assaggi. Io direi cominciamo dagli scialatielli. Cominciamo Che dagli dici? scialatielli, Aspetta sì. che prendo il piatto. Va bene. Io assaggio proprio un po', guarda. Ecco, aspetta! Stavolta dammi un cucchiaio, dammi un cucchiaio. Stavolta te lo faccio nel piatto quadrato, carré. Va bene. Va bene? Lo mescoliamo un pochino perché va mescolato. Guarda che bellezza. Ragazzi, il profumo è impressionante. Ecco qua. Oh scialatiello. Oh Il scialatiello. profumo merita, eh? Ecco qua. Va bene, dai, può bastare. Io lascio stare, giusto? Ma sto fatto per contratto che io non devo assaggiare, ma è un suggerimento tuo. Ho fatto mettere. Perché? Metti anche il pomodorino, se Perché mi tu posso ogni per- volta fai quelle porzioni, insomma, piccole, così poi pure puoi assaggiare. Allora, ripeto gli ingredienti. Cosa c'era qua? Farina. C'ho già non lo assaggiare. Che c'è? Gli ingredienti ancora. La gente lo vedrà scritto, non ne può più di sentire. Farina. Sì, Basilico. 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 Vieni qua, Buoni, ora come eh? l'assaggi questo? Guarda, Questo come l'assaggi? Adesso te lo faccio ci assaggiare. penso io, non ti preoccupare. Te lo faccio assaggiare io questo, guarda. Guarda, per te. Buono, guarda. Veramente speciale, sti scialatielli. Aspetta, non ti muovere, non ti muovere. Arrivo. Ma non li devi finire tutti. No, l'assaggio è assaggio. Complimenti, guarda, veramente. Un buon piatto. È rimasto qua. Vai. Qui dovrebbe raggiungere veramente. Ah? Quello slide di Fiorentina è una cosa. La morte sua. Non parlava di te, zio Gianni. Lui era già morto. No, ma sai che buono. Grazie. Buonissimo. Come sembra che lo fa apposta come lo dice. Mamma Va mia. bene, io questo lo tolgo. Prendo un altro piatto. Me lo fai un incarto quello per stasera? Se mi faccio, guarda che faccio. Prendo questo. Ah! Sono cretino, sono. Buonissimo, ragazzi. Grazie, amore. Buono. Scusa, Bravo. buon amore, grazie. Ecco qua. Tastè? Non è altro che patata, un po' di prosciutto, un po' di uova, che ti sei fatta una cena in mezz'ora. Hai fatto una bella Pazzesco. cena, tra l'altro. Buonissima. Ma come ti è venuta questa idea? Dimmi. E mi è venuta così, perché dice, ho premura, che faccio? Schiaccia 4 patate. Ma a te faccio l'hai fatta tu, l'hai inventata? Yeah. E quella l'hai inventata? Yeah. Tu? Ma quelle sono piadine che tu fai, non si inventa niente nella vita. Tutto si inventa, tutto si distrugge, ma nulla si distrugge che si trasforma. Bravo, guarda. Questo. Ti trovo bravo, complimenti. Sì, signori, arrivederci. Andiamo. Ciao. Piadiniamoci così, senza rancore. La piadina rivoltata. Per le piadine 500 g di farina zero, 250 g di acqua, 50 g di olio di semi o strutto, 10 g di sale e mezzo cucchiaino di bicarbonato. Per il ripieno 200 g di macinato misto, 50 g di prosciutto e 50 g di fontina. Scialatielli del contadino. Per gli scialatielli 400 g di farina di rimacino, 30 g di pecorino romano grattugiato, un uovo, 150 g di latte e un pizzico di sale. Per il condimento 300 g di pomodorini, basilico quanto basta,
un cucchiaio di capperi dissalati e olio Eva quanto basta. Schiacciata di patate, 1 chilo di patate bollite con la buccia, 2 uova, 100 g di provola, 50 g di parmigiano, 100 g di prosciutto cotto, 100 g provola semipiccante, sale e pepe quanto basta.